Sandro Mericcio e sono su sindaco di Luna Matrona, vai di Cerda e di San Marmilla. Ho fatto qualcosa già per questa lingua sadra, perché ho creato su sportello di questa lingua sadra e stiamo incarrerendo a fare in modo che questa gente possa tenere risposte in questa lingua de Brazzolo, come parlavo prima un relatore di questa riunione. Pensavo che questa cosa giusta che si possa fare dei moinanti si può fare in modo che questa lingua sadra ben già torna questionata da tutta questa gente, perché il problema per un anno è che oggi i spicciocchetti non solo non da questionata, ma manco da comprenderci, che è ancora più serio come problema. Quindi cosa deve fare in modo di tornare a insegnare o a far imparare gli spicciocchetti in scuola questa lingua che questionata babbo nostro e bisaio nostro.